Donne e uomini stilizzati che sorreggono altri uomini e donne nei modi più vari, anche con la testa all'ingiù. C'è anche Help dell'artista padovana Giulia Gattolin tra le 20 opere selezionate all'interno di Time Racer, format d'oltreoceano che sbarca a Padova, prima città europea, alla vigilia di quel 2020 che la vedrà capitale del volontariato. Questa è un'idea che nasce dal Canada, circa una quindicina d'anni fa, di un gruppo di ragazzi che hanno avuto quest'idea originale di mettere insieme arte e volontariato con dei codici nuovi della leggerezza, del gioco, della sfida, ed ecco qui l'asta dove opere di artisti emergenti possono essere acquistate con tempo e non denaro da dedicare come attività di volontariato per organizzazioni non profit del territorio. Ore, tempo donato al posto del contante denaro. È un'operazione aritmetica semplice quella alla base del progetto. 20 le opere di artisti emergenti, molti padovani e veneti, ma ci sono anche degli stranieri, che saranno battute in questa singolare asta sabato 26 ottobre. Intanto, sabato e domenica prossimi, le opere saranno visibili e già sono presenti nel sito timeracer.it. 12 le associazioni di volontariato individuate in vari ambiti, da quello sanitario a quello della disabilità. Credo sia una cosa bellissima perché dà la possibilità a tutti di poterlo fare ed è anche un mettersi in gioco in prima persona, dare valore a al mondo del volontariato. Insomma, il bello che si fa acquistare dalla bellezza del dare. Sono due bellezze messe insieme, la contaminazione è questa. Foto, installazioni, pitture, sculture, ce n'è davvero per tutti i gusti. A fare da ambasciatore del progetto lo street artist Tony Gallo.